5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. Al via la 9ª edizione del Patto per il lavoro nel turismo. Le risorse disponibili ammontano a 6 milioni di euro per assunzioni di durata pari o superiore agli 8 mesi per le imprese private del settore turistico, di durata pari o superiore a 7 mesi per gli stabilimenti balneari. Entra nella fase conclusiva l'intervento di messa in sicurezza idraulica del Rio Migliarese a Busalla, in Valle Scrivia, un'opera da 9,7 milioni di euro che mette in sicurezza il centro abitato, in passato colpito da gravi esondazioni. Visita istituzionale alle aziende della Valle Scrivia, prima tappa a Isola del Cantone, allo stabilimento Denios che si occupa di sicurezza industriale, poi a Ronco Scrivia per la visita della nuova sede di Racing Force Group, leader per la sicurezza nel motorsport. Il Consiglio regionale della Liguria ricorda le vittime della Shoah. Si è svolta oggi la seduta solenne dedicata al Giorno della Memoria, per ricordare uno dei momenti più bui della storia e tramandare la memoria alle nuove generazioni. Sono oltre 2,3 i milioni assegnati alla Liguria dal PNRR per l'evoluzione delle componenti informatiche finalizzate alla gestione delle pratiche destinate agli sportelli unici per l'edilizia. Un investimento che semplificherà le pratiche per imprese e cittadini. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.